Ben ritrovati, apriamo la nuova stagione di Bettina in cucina da San Daniele del Friuli. Protagonista della puntata odierna è il ristorante Dolcenero, che offre un menù con il principe di questa località, che è il prosciutto di San Daniele, ma in particolare del prosciuttificio il Camarin, un prodotto eccezionale, e allora entrate con me per conoscerlo. Ed eccoci pronti alla nostra postazione per seguire le fasi della preparazione del tagliolino alla San Daniele. Mi trovo con Paolo Massarino, ecco, per un piatto tipico naturalmente, ma se fatto bene è eccezionale. Benissimo, allora iniziamo con gli ingredienti. Per l'esecuzione del piatto abbiamo bisogno del burro, del prosciutto crudo Camarin tagliato a listerelle a cubettini molto piccoli. In che stagionatura? 20 mesi. Dopo abbiamo della panna liquida, della farina 00, naturalmente tagliolini, pasta secca all'uovo e come guarnizione dei semi di papavero. E allora siamo pronti per iniziare. Quindi Paolo, con che operazione dai l'avvio a questo piatto? Iniziamo subito con gettare i tagliolini all'interno del cuocipasta. Ecco, hai scelto proprio quelli sottili? Sì, quelli sottili, perché? I taglierini, perché secondo me sono la dimensione giusta per l'esecuzione perfetta di questo piatto. Va bene, allora andiamo avanti. Poi la prima operazione da fare è quella di sciogliere il burro nella casseruola che precedentemente è stata posta sul gas, appunto viene scaldato il burro, viene liquefatto. Appena si è sciolto il burro iniziamo a mettere un 2-3 cucchiaini di prosciutto crudo precedentemente tagliato a listarelle molto sottili. Sì. Naturalmente il prosciutto crudo Camarin di 20 mesi di stagionatura. Si lascia rosolare poco poco in modo che il prosciutto non si secca, sì, e quindi si vede dal colore del prosciutto che tende a diventare rosato. Appena il prosciutto inizia a diventare rosato dobbiamo mettere all'interno della casseruola la panna liquida. La panna liquida, ecco. Esatto. E dopodiché? Dopodiché aspettiamo che tutto il contenuto della pentola inizi a sobbollire. Appena c'è questa operazione mettiamo un piccolo cucchiaino di farina 00. Ecco, che si deve stemperare bene in sì, modo che non si in modo che non creino grumi, esatto. A questo punto il nostro sughetto è quasi pronto. Ecco, beh, abbiamo scelto un piatto semplice, ma è importante seguire bene tutti i passaggi, perché la cottura del prosciutto non deve essere eccessiva, esatto, cioè poi questo accorgimento di mettere la farina, insomma, ogni piatto anche semplice. L'errore fondamentale che le massaie di solito fanno è quello di scottare troppo il prosciutto. E lì dopo diventa stopposo e quindi dopo non c'è il risultato finale che uno si attende. No, poi per un prosciutto così buono va valorizzato, esatto, nel giusto modo. Assolutamente. Allora siamo pronti ora per scolare la pasta? Assolutamente sì. Eccoli qua, i nostri tagliolini. E quindi li buttiamo in padella. E li facciamo saltare. Eccoci qua. Così prendono bene tutto il sughetto. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. Ah, ci va anche un goccino. Un goccino, così li rendiamo un po' più morbidi. Mettiamo un po' la fiamma. Tiriamo il sughetto. Se facessi questa operazione io sporcherei tutto il gas di anch'io casa, di solito, anch'io di solito. No. Molto bene, abbiamo i nostri tagliolini quasi pronti per essere presentati, ma prima di vedere come Paolo compone il piatto, ascoltiamo Sergio Candusso, socio del ristorante Dolcenero e titolare del prosciuttificio Il Camarin. Sergio, come è nata l'idea di creare questo bellissimo locale dove si può degustare l'ottimo prosciutto che tu produci? Grazie. Questo locale ha una storia un po' particolare, a me piace raccontarla sempre perché è molto particolare, ripeto. L'idea era nata già qualche anno fa. Io ho sempre avuto il desiderio di avere un mio locale a San Daniele in cui poter offrire il mio prosciutto, portato proprio dal produttore al destinatario finale, finché il caso della vita mi ha fatto conoscere con il signor Paolo Massarino,
Paolo è il mio vicino di casa, nel senso che io ho la mia ditta, la mia fabbrica e a poche centinaia di metri vive Paolo Massarino con la sua famiglia. Con gli anni loro hanno cominciato a venire attivamente a trovarmi, prima proprio in amicizia, poi visto che Paolo, anche se nella vita fa tutt'altro lavoro, ha la grande passione per la cucina, ha cominciato attivamente a impegnarsi per darmi una mano con i gruppi. Noi al Camarin facciamo un bel lavoro di visite guidate, degustazioni con turisti italiani, austriaci, tedeschi. Bene, tutta l'organizzazione della preparazione dei cibi, delle degustazioni, dei tagliolini, anche all'organizzazione della stessa festa del prosciutto, è stata delegata negli ultimi anni a Paolo, che proprio lui non vedeva l'ora di staccarsi dal suo lavoro, tornare a casa, lasciare tutto, mettersi il grembiulo da cucina e venire a darmi una mano al prosciuttificio a organizzare queste cose. Nel 2011 è arrivato per me il momento di fare la classica offerta cambia vita a Paolo, nel senso che gli ho chiesto se se la sarebbe sentita con me di creare un locale a San Daniele dal nulla, in un posto di nostro gradimento, progettarlo, disegnarlo, stabilire cosa offrire, tutto insomma, e gestire com'è questo posto. E nel giro di qualche giorno mi hanno dato la risposta, per me va bene, sì. Bene, da allora, in un anno, quindi dal 2011 al 2012, abbiamo individuato il posto, che è questo, che fondamentalmente era un ufficio vuoto. L'abbiamo quindi adeguato al ristorante, scegliendo l'arredamento, disegnandocelo, scegliendo, insomma abbiamo fatto penso un bel lavoro che è durato ben un anno. Bene, in dicembre del 2012 siamo partiti con il Dolce Nero e da allora, adesso posso tirare un primo bilancio perché è quasi passato quasi un anno, siamo molto contenti. Siamo contenti perché abbiamo un bel riscontro della gente che torna, è contenta. Credo che ci hanno fatti anche una bella nomea, i prezzi penso siano centrati, i prodotti sono penso l'eccellenza, perché io a parte il mio prosciutto in cui do le selezioni migliori ovviamente, che già è riconosciuto come uno dei prodotti migliori di San Daniele, abbiamo cercato di selezionare veramente una selezione di prodotti ottimi. Una cosa che mancava a San Daniele del Friuli era un locale con un bel giardino all'aperto. E noi abbiamo subito puntato a creare un bel giardino che poi vedremo all'aperto. Qui in estate abbiamo lavorato tantissimo perché è un posto intimo, accogliente, con l'illuminazione giusta e anche quello ci ha dato la marcia in più. Come avete scelto questo nome, Dolce Nero? Il nome è stata una genesi, un parto difficile, perché come chiamare il locale? Circa 2 anni fa ho cominciato a sviluppare per il prosciuttificio il Dolce Nero, che è il mio prosciutto di punta. È un prosciutto di 36 mesi di stagionatura che deriva da maiali molto pesanti, ha una lavorazione parallela a quella dei prosciutti normali, proprio perché per poter dare dolcezza a un crudo di 36 mesi non è sufficiente prendere un grosso prosciutto e lasciarlo fermo 3 anni, va lavorato a parte. Da lì abbiamo sviluppato questo Dolce Nero. Nero perché si caratterizza con la superficie, con la cotenna nera come colore, e dolce perché l'idea era di creare un prosciutto dolcissimo, benché molto stagionato, da qui Dolce Nero. E allora abbiamo semplicemente ripreso il nome di questo prosciutto per il locale. Bene, che qui naturalmente si può assaggiare, chiaramente. Ecco, questo prosciutto viene sviluppato, creato, ne facciamo veramente una ventina al mese solo per questo locale, quindi non si può acquistare né a tranci né intero, si può solo degustare qui. La storia un po' del prosciuttificio, conosciamola. Bene, io nella vita, curiosamente, tanti mi chiedono ma tu sei di tradizione prosciuttaio, il tuo papà era prosciuttaio? No, noi siamo gli ultimi consorziati. Il nostro è un prosciuttificio giovane, giovanissimo, è cominciata l'attività circa 13 anni fa. Io ero studente di ingegneria meccanica, ho lasciato poi gli studi perché un po' non mi ritrovavo molto. Ho avuto allo stesso tempo l'idea, anche l'offerta di un terreno adeguato a fare prosciutti a San Daniele. Io di prosciutti ero profano, però sono stato supportato da mio papà anche dal punto di vista economico inizialmente e ovviamente io ero l'ultimo arrivato. Non avrei avuto la presunzione di saper fare i prosciutti da subito, però ho individuato le persone giuste che avrebbero potuto farli. Quindi ho diventato un bravo tecnico, un bravo salatore, da ingegnere mi sono fatto un po' il progettino dello stabilimento e da lì abbiamo cominciato. Quindi da zero, io sono molto orgoglioso anche per questo, anche con un po' di fortuna, perché in queste cose ci vuole anche fortuna, siamo riusciti ad avere uno dei fra i prosciutti più apprezzati della zona in soli 13 anni. Per me questo è anche un ulteriore motivo di orgoglio. Sì, complimenti davvero. Grazie, grazie. E siamo ritornati in cucina e vediamo come Paolo quindi presenta il piatto al Dolce Nero. Quindi ecco il tagliolino, le pinze, la cremosità giusta, sì. Non deve essere troppo acquoso, non deve essere troppo secco. Questa è la differenza che fa un bel tagliolino. Certo. Ecco qua. Bene, tutti i bei ciccioli buoni. Buoni.
Ecco qua. Una spolveratina di semi di papavero, Ecco. con abbondanza. E dopo, che gran bello. finale, una bella fetta di crudo, appena tagliato, al centro, Al che crea una bella centro. rosetta. Eccolo qua. E voilà! Ed ora, che vino abbineremo? Lo scopriamo tra pochissimo. Conosciamo oggi l'azienda Fantin Nodar di Premariacco, ma vediamo dove si colloca esattamente. Sì, la nostra azienda è collocata nei colli orientali del Friuli, precisamente nelle colline di Butrio, Manzano e Premariacco, e ha un'esposizione a sud, è una ponca friulana, è il territorio della ponca friulana, particolarmente adatto a questo prodotto che è il nostro friulano. Ecco, il nostro friulano che possiamo vedere dal colore giallo paglierino e dal gusto di mandorla che ben si abbina al piatto col San Daniele perché è un sapore morbido però persistente. Molto bene, e quali altri vini costituiscono insomma il fiore all'occhiello della vostra azienda? Noi abbiamo, come bianchi, abbiamo anche la ribolla, lo chardonnay, il pinot grigio e il sauvignon, e come rossi abbiamo il cabernet sauvignon, il cabernet franc, il refosco e il merlot, un paio di uvaggi, però diciamo un fiore all'occhiello del nostro territorio e comunque nostro perché ci teniamo a pubblicizzarlo è il picolit, i vini passiti. Comunque abbiamo il verduzzo friulano e il picolit. Che sono vini che possono chiudere i pasti delle feste, naturalmente ci avviciniamo al periodo, oppure un ottimo regalo. Circondati dagli ottimi prosciutti del Camarin, abbiamo anche un ottimo vassoio che ora assaggeremo tutti insieme. Siamo arrivati in conclusione di questa puntata dedicata al ristorante Dolce Nero di San Daniele del Friuli e al prosciuttificio Il Camarin. Ecco, ho al mio fianco il titolare Sergio Candusso, che ringrazio, il socio del Dolce Nero Paolo Massarino e per l'azienda Fantin Nodar di Premariacco Martina e Stefano. Quindi noi vi salutiamo con un brindisi con l'ottimo friulano e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, lunedì alle ore 12 e venerdì alle 13:45.